Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un personaggio veramente particolare, un doge a Venezia, 120 il numero dei dogi che hanno caratterizzato i 1100 anni di storia, ma insomma lui è stato un doge particolare, vedremo perché. Allora lo vediamo con il professore Alberto Zago, storico, studioso, docente, che abbiamo in collegamento. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei Marisa, grazie per l'invito. Ecco, allora insomma questi dogi sono sempre stati ossequiosi delle norme, delle leggi, sono state l'ossatura dello Stato veneziano, però qualcuno insomma aveva altre idee. Ecco, ora vediamo il nostro Marin Falier, o Faliero, veda lei come chiamarlo, cosa aveva un po' in mente. Certo, è una storia singolare quella di Marin Falero, Faliero, si può dire appunto in entrambi i modi. Io partirei da un'immagine che forse conoscono anche i nostri ascoltatori. È la Sala del Maggior Consiglio di Venezia. È una sala molto grande in Palazzo Ducale, è una delle più grandi, risale al 1300, una delle più spaziose, senza colonne, ed è singolare perché in quella sala sono riproposti i volti, le effigie di tutti i dogi che hanno governato a Venezia, o quasi tutti, diciamo, di 120 dogi ne mancano pochissimi. E io sono andato diverse volte, sia da solo sia in gruppo, e vedo che spesso le scolaresche o i gruppi organizzati si fermano sotto un'immagine particolare, no? Perché di decine e decine di dogi c'è proprio un riquadro che richiama l'attenzione, che è quello del nostro Marin Faler. Perché? Perché quello è l'unico spazio di tutto il cornicione superiore in cui non si vede l'effigie di un doge, ma si vede una cosa strana, un drappo nero con una scritta in latino ma facilmente traducibile anche in italiano, che dice così tradotta: questo è il luogo di Marin Faliero, decapitato per i propri crimini, a causa dei propri crimini. E la cosa incuriosisce molto i contemporanei, perché è l'unico drappo nero di tutte le effigie che si possono vedere, ma naturalmente la cosa come dire, insospettì e stravolse l'esistenza anche dei veneziani del tempo, perché per la prima volta nella storia di Venezia, siamo alla metà del 1300, un doge, la massima carica dello Stato, che per carità aveva poteri molto limitati, perché prima di entrare in carica doveva giurare sulla promissione dogale, quindi giurare di rispettare tutta una serie di vincoli, però per la prima volta una carica così alta e così prestigiosa e così rinomata anche all'estero tramava contro la stessa Serenissima, contro la stessa Repubblica. Per cui l'immagine classica che siamo abituati a vedere, no, del doge inginocchiato davanti al leone, lo si trova un po' dappertutto, lo si trovava anche al tempo, e in questo caso metaforicamente è stata rovesciata, o c'è stato un tentativo di rovesciarla, cioè un doge che per la prima volta ha cercato di montare un leone per dominarlo e sottometterlo a sé, no? Cioè, fuori di metafora, farsi signore assoluto di Venezia. E la cosa stravolse l'immaginario dei contemporanei, tanto più che questo doge, appunto, che di nome faceva Marino, di cognome faceva Faliero o Faler, cioè apparteneva ad una delle famiglie più antiche, più prestigiose, più nobili del patriziato veneziano. Ecco, quando parliamo del patriziato veneziano intendiamo, giusto per dare qualche numero, circa il 5% della popolazione, poi dipende insomma dall'epoca, però parliamo di una fascia abbastanza estesa in Francia in percentuale, per dire c'era una percentuale minore di nobili, e il patriziato veneziano a sua volta si distingueva al proprio interno almeno secondo altre 3 macro categorie, a seconda della longevità con la quale una famiglia poteva vantare il proprio passato aristocratico, per cui c'erano le famiglie più antiche, chiamate non a caso i longhi, cioè quelli più lunghi nella storia, che erano proprio il primissimo nucleo, la crème della crème del patriziato veneziano, quelle famiglie che nacquero con Venezia sostanzialmente, che erano presenti quando venne eletto o nominato il primo doge, in quel distante 697, Paoluccio Anafesto. Ecco, ce n'erano 25 di queste antichissime famiglie patrizie veneziane, dei Longhi, e tra queste 25 c'erano anche i Faler. E quindi parliamo di un personaggio che poteva vantare non solo una tradizione estremamente prestigiosa, ma addirittura
due dogi, certo. perché i Faler avevano dato a Venezia, prima di Marino, nella metà del 1300, avevano dato due dogi, tra l'altro due dogi particolarmente importanti, perché tra i vari dogi vengono ricordati, uno era Vitale Faler, è il doge sotto il quale venne consacrata la Basilica di San Marco III, cosiddetta, siamo verso la fine dell'undicesimo secolo, e pochi anni dopo, all'inizio del secolo successivo, questo Ordelaffo Faler, sotto il quale probabilmente si è cominciato a costruire almeno il primo nucleo dell'arsenale, anche se la questione è controversa. Ecco, insomma, quando Marin Faler diventa doge, lui diventa doge che era già in tarda età, aveva circa 70 anni, diventa doge nel 1354 e non era una novità per i dogi essere eletti dogi in tarda età, perché anzi generalmente era una scelta voluta, perché in questo modo ci si poteva, come dire, garantire un certo riciclo nella classe dirigente. Sì. Nessuno sarebbe rimasto sul trono dogale più di tanto. In effetti, facendo i calcoli su 1100 anni di storia della Serenissima, 120 dogi sono circa 9 anni, poco più di 9 anni a testa di dogado, quindi un periodo piuttosto carica ristretto, vita secondo... fino alla morte, no? Carica vita. Certo, sì, era una carica vita, in linea teorica il Maggior Consiglio poteva revocare l'incarico, è anche successo nel caso di Francesco Foscari nel 1400, però è successo raramente, insomma, la carica era vita, era una delle pochissime carica vita presenti a Venezia, c'era il doge, c'era anche il procuratore di San Marco, anche quelle erano cariche prestigiosissime a vita. Ecco, però non era una novità appunto nominare gli anziani, lui aveva circa 70 anni e tra l'altro venne eletto al primo scrutinio, vuol dire che c'era un larghissimo consenso nella sua figura, giustamente anche perché noi ricordiamo Marin Faler come il grande traditore di Venezia, però tradimento a parte, fino a quel momento lui aveva avuto una carriera straordinaria, brillantissima, infatti, era veramente... Prego. Sì, infatti ho cariche eccezionali, veramente, insomma, straordinari. Era veramente un numero uno in circolazione, tanto è vero che quando c'era da eleggere hanno eletto solo lui, e hanno eletto lui appunto. Voglio dire, lui aveva fatto una carriera mercantile da giovane come un po' tutti i patrizi, però poi si era subito dedicato all'attività pubblica ed era stato valorizzato dalla Repubblica della Serenissima in luoghi, in incarichi delicatissimi, sia politici come ambasceria all'estero, sia militari. Tanto che chi ripercorre un po' la sua vicenda biografica in questi anni, diciamo dal 1310, quando aveva 25 anni, fino poi al dogado, chi ripercorre la sua vicenda biografica ripercorre le grandi tappe della storia di Venezia, perché è un po' come il prezzemolo, insomma, cioè ha incrociato la sua vicenda con gli snodi più importanti della pubblica, doveva dire la sua, c'era anche Marin Faler. Faccio qualche esempio. Negli anni 30 in Anatolia c'è il problema dei turchi. I turchi cominciano ad espandersi e corrodono sempre di più i territori bizantini, e c'è il problema della pirateria turca che infesta il mar Egeo, il Mar Nero, e in quegli anni Venezia stava cominciando ad acquisire empori importanti nel Mar Nero e del Mar d'Azov, diciamo vicino alla Crimea, all'Ucraina, che erano snodi importantissimi perché in quel momento gran parte delle merci più preziose dell'Oriente passavano per quella rotta. C'era la pirateria, bisognava organizzare una flotta militare che scortasse le navi mercantili veneziane, e chi venne nominato come capitano della flotta militare? Proprio il nostro Marin Faler. Ecco, era un incarico molto delicato, di carattere militare, e lo ricoprì per circa 1 anno e mezzo, perché anche lì le cariche dopo venivano spesso e volentieri date a rotazione, però venne nominato lui, per fare un esempio. Ma ne faccio un altro che ci riguarda da vicino, nel Veneto. Era successo che siamo nella seconda metà degli anni 30 e cambia la geopolitica del Veneto, perché fino a quel momento il Veneto era stato unificato dagli Scaligeri, da Can Grande, e dal suo successore Mastino II.
Mastino II però non ha la stessa arguzia del suo predecessore, entra in rotta di collisione con Venezia per motivi più che altro commerciali. Venezia dichiara guerra agli Scaligeri, che ripeto avevano unificato tutto il Veneto, devono allestire degli eserciti e chi mandano come commissario politico, non come comandante militare ma come provveditore, cioè commissario politico destinato a controllare le attività militari in campo, proprio il nostro Marin Faler. E quindi dal 1336 al 39, perché dura 3 anni la guerra contro gli Scaligeri, abbiamo il Faler che o come podestà di una città, o come podestà di Treviso, o di Padova, o come commissario, appunto, controllore degli eserciti in campo, è un protagonista di questa grande stagione politica che porta il collasso poi lo Stato scaligero, ecco, tanto per dire. Ma poi un altro episodio dice molto del carattere e della determinazione del nostro personaggio. Facciamo un salto avanti negli anni, il famoso anno 1348, l'anno della peste, famigerato, che falcidiò milioni e milioni di vite. Avevamo anche dedicato un appuntamento apposito qualche mese fa, ricorderà sicuramente, e la peste arriva a Venezia nel gennaio del 1348. Subito le autorità la sottovalutano, non capiscono di cosa si tratti, cercano di tenere la cosa a tacere perché ovviamente avrebbe bloccato i commerci, sarebbe stato un contraccolpo politico molto grave. Poi di fatto la peste divampa ovunque e si calcola che circa il 60% della popolazione veneziana perì a causa di quella peste, cioè parliamo di numeri stravolgenti. Sì. Ecco, in quell'occasione chi poteva fuggiva, fuggono i medici. Ce n'erano 24 stipendiati dalla Serenissima, però quello non era un grosso problema perché tanti medici in quel momento non avevano soluzioni per la peste, per cui il contraccolpo fu anche abbastanza lieve, ma soprattutto fuggivano i patrizi. I patrizi erano la classe dirigente, se fuggivano loro, chi è che avrebbe gestito la cosa pubblica in quella fase estremamente delicata? Già si rischiava l'anarchia, con la fuga dei patrizi sarebbe stato il collasso totale, per cui Venezia fa di tutto per richiamarli e anche minacciandoli con delle multe, con la perdita delle cariche. Ecco, in quel momento il nostro Marin Faler dove si trovava? Era podestà, quindi ricopriva un incarico politico, diciamo governatore, a Serravalle, quindi diciamo la cittadella settentrionale dell'attuale Vittorio Veneto. E anche lì era stato nominato podestà per meriti acquisiti sul campo, perché aveva grande capacità politica. Ecco, noi abbiamo un documento in cui possiamo riscontrare la richiesta del Faler nel 48, mentre infuriava la peste, di tornare a Venezia. Cioè, mentre tutti scappavano, lui voleva andare a Venezia. Non sappiamo esattamente perché, ma evidentemente c'erano degli impegni importanti che lo richiamavano là. Però mentre tutti scappavano, lui, nonostante il rischio naturalmente di contrarre il morbo, fece questa richiesta di andare a Venezia. Ma il Senato respinse perché lui era podestà a Serravalle e bisognava che amministrasse la cosa pubblica là, per cui là doveva rimanere. Però ecco, anche in questa occasione mostrò un coraggio, una determinazione, anche una temerarietà, insomma, fuori dal comune. Certo. E succede che a un certo punto diventa doge. Diventa doge in un momento estremamente delicato della storia di Venezia, perché in quel momento siamo nel settembre del 1354 e muore il doge precedente, tra l'altro una persona eruditissima, Andrea Dandolo, amico del Petrarca, che aveva guadagnato la stima del Petrarca anche e soprattutto per motivi intellettuali e letterari, e appunto al primo scrutinio nominano il nostro Faler. Era una situazione molto delicata perché in quel momento Venezia si trovava in 2 guerre contemporaneamente. Sì. Da un lato contro il re d'Ungheria, Luigi I il Grande, una guerra tra l'altro che dura più di 10 anni, e dall'altro lato una guerra ancora più insidiosa e ancora più terrificante contro Genova. Sì. Perché ricordiamo che Venezia e Genova furono le 2 grandi repubbliche marinare che hanno segnato il Medioevo italiano e del Mediterraneo, direi addirittura, però purtroppo non andavano d'accordo, perché poi, come vedremo, insomma, tra i 2 litiganti riuscirono a insinuarsi, per esempio, i turchi e riuscirono a prendere una serie di porti commerciali proprio sfruttando le rivalità tra le repubbliche marinare veneziane Repubblica marinare tra Venezia e Genova.
e ne scoprirono 4 di guerre tra Venezia e Genova, e la terza si stava consumando proprio in quel momento, dal 1350 al 55. Fu anche per questo che venne eletto il Faler, perché aveva una grandissima esperienza politica ma anche militare, e aveva già 70 anni, aveva questa grande famiglia illustre e prestigiosa alle spalle, quindi si pensava che fosse l'uomo giusto al momento giusto. Carte in regola. Le carte ce le aveva tutte, nessuno poteva sospettare che dopo avrebbe cambiato idea, ma era veramente uno dei numeri uno in circolazione, sì, in assoluto, questo per unanime consenso, ma anche degli osservatori esterni. Lo stesso Petrarca stimava inizialmente il Faler, non aveva l'erudizione del suo predecessore, era comunque una persona colta che si era anche lui, per meriti acquisiti sul campo, guadagnato la stima del Petrarca, ma anche dell'imperatore, per dire Carlo IV di Boemia, cioè aveva appoggi internazionali importanti. E infatti, tra l'altro, quando lui venne eletto doge, non si trovava a Venezia, stava tornando da Avignone. E cosa era andato a fare ad Avignone? Era l'ambasciatore ufficiale veneziano presso il Papa, perché in quel momento era in vigore la cosiddetta cattività avignonese. Per circa 70 anni il papato è stato strappato a Roma, insediato ad Avignone, nel sud della Francia, sotto la pressione della monarchia francese, e in quel momento il Papa si trovava là, e il Faler era andato là, appunto scelto lui tra tanti, per discutere di una questione delicatissima, e cioè cominciare a intavolare negoziati di pace con Genova, perché ormai era 4 anni che infuriava la guerra e sia Venezia sia Genova erano ormai esauste, nessuna riusciva ad avere la meglio sull'altra, si stavano logorando sul campo. Nel frattempo in Oriente, ripeto, i turchi, sfruttando questa divisione interna della cristianità, stavano avanzando. Insomma, era giunta l'ora di firmare questo benedetto trattato di pace, e la Repubblica manda proprio il Faler. Mentre stava tornando da Avignone, viene intercettato a Verona da 12 consiglieri ufficiali mandati da Venezia, che lo informano che nel frattempo era stato nominato doge. E allora lui, tutto contento, prende i suoi bei burchielli, passa per Padova, i carraresi gli fanno festa, arriva a Venezia, fa ovviamente l'entrata trionfale a Venezia sul Bucintoro, che era la nave ufficiale del doge, bellissima, un po' come l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti, ma molto più bello il Bucintoro, ecco. E però qui già le cronache ricordano un episodio curioso. Quando il Bucintoro sta attraccando sul molo di San Marco, c'era la nebbia, sbaglia ad attraccare, invece di attraccare verso il Ponte della Paglia, quindi guardando il Palazzo Ducale un po' più a destra, diciamo, attracca presso le 2 colonne, quella di San Marco e quella di Sant'Odaro, 2 colonne che erano un luogo nefasto per i veneziani, perché all'interno delle 2 colonne avvenivano le condanne capitali. Sì. Per cui quando il Faler, doge in pectore, scende dal Bucintoro e fa per avviarsi verso la Basilica di San Marco, insomma, per forza di cose passa in mezzo alle colonne, e insomma gli occhi un po' sospettosi, un po' superstiziosi dei veneziani colgono il particolare e dicono: ma questo forse è un segno infausto, speriamo che non sia così. Ma dopo effettivamente è andata male, ma insomma lo sappiamo noi col senno di poi. Insomma, entra a San Marco, fa tutta la liturgia, il popolo lo acclama, e naturalmente poi alla fine giura presso in Palazzo Ducale sulla promissione dogale, che diciamo era un po' la Costituzione di Venezia, quel documento che limitava i poteri del doge affinché non potesse concentrare appunto troppo potere nelle proprie mani. Certo. E il problema è che siamo nel settembre del 1354. Ecco, il dogado comincia molto male però, perché poche settimane dopo, era il 4 novembre del 54, la flotta veneziana subisce una disfatta tremenda, che nessuno poteva aspettarsi, perché era ancora in vigore appunto la guerra con Genova, e il Senato dirama degli ordini alla flotta veneta dicendo di non ingaggiare battaglia, anche se i genovesi avessero provocato o avessero sfidato i veneziani ad ingaggiare battaglia in campo aperto, in mare aperto, di non ingaggiarla, perché
Primo eravamo tra settembre e ottobre, ormai come dire, cominciava ad incalzare la stagione invernale dal punto di vista marittimo, per cui già a metà ottobre non si combatteva più generalmente. E poi perché si stavano intavolando i negoziati di pace, per cui era inutile arrischiarsi in una battaglia che avrebbe provocato le solite perdite senza poi risultare decisiva per nessuno. E allora, ottenuti questi ordini, il capitano veneziano, che era Niccolò Pisani, decide di svernare in Negroponte, cioè l'attuale Peloponneso, vicino a Modone, in un piccolo porticciolo chiamato Porto Longo, pensando che fosse un porto sicuro dove svernare, cioè dove trascorrere l'inverno nell'attesa della primavera dell'anno successivo e nell'attesa di ricevere nuovi ordini sul da farsi, ma magari nel frattempo si sarebbe anche firmata la pace. Ecco, lì succede un disastro, perché la flotta veneta viene ancorata nel porto, appunto di Porto Longo, le galere attraccano al molo, vengono legate tra di loro e vengono riservate solo 14 galere alla sorveglianza dell'imbocco del molo, e lì per una serie di motivi riescono ad infiltrarsi i genovesi. Sorveglianza del porto, per cui i genovesi si infiltrano nel porto, e quello è lo scenario che si aprì davanti ai loro occhi. Era impensabile, cioè praticamente tutta la flotta veneziana lì a portata di mano, inerme, attraccata, impossibilitata a muoversi, e quindi venne completamente o distrutta o razziata oppure proprio sequestrata. Non solo la flotta, ma anche gran parte degli equipaggi, migliaia di marinai prigionieri, ma anche addirittura il capitano veneziano Niccolò Pisani finisce prigioniero, poi verrà riscattato a peso d'oro. Ecco, questo episodio gravissimo avveniva poche settimane dopo la nomina del Faler. Ora, questo fu un episodio talmente grave che, a parti rovesciate, quando Genova subì un contraccolpo del genere l'anno precedente, ad opera dei veneziani, a Genova scoppiò il finimondo, tanto che addirittura Genova sembrava sull'orlo di perdere la guerra, e pur di non perderla prende una decisione epocale. Decide di dedicare la città ai Visconti di Milano, cioè di sottomettersi volontariamente a Giovanni Visconti, il potentissimo patriarca arcivescovo di Milano, pur di non arrendersi a Venezia, pur di avere le risorse per proseguire la guerra e non cedere alla storica rivale. Ecco, Venezia mai si sarebbe dedicata ad una città rivale pur di non perdere la guerra con Genova, perché i veneziani avevano troppo cara la libertà e l'indipendenza. Però era impossibile, era impensabile. Porto Longo era enorme e si cerca il capro espiatorio e la causa profonda di quella sconfitta, che in realtà fu una causa accidentale, cioè errori tecnici commessi dai capitani sul campo. Però probabilmente la si ingigantì a livello politico e si cominciò a pensare che probabilmente il problema stava proprio nella classe aristocratica, incapace di gestire una guerra che ormai si prolungava da diversi anni, e incapace di gestire nel modo migliore anche l'aspetto militare. E del resto, Venezia era una felice eccezione, diciamo, perché era una oligarchia in quel momento, cioè il potere non era concentrato nelle mani di una persona, ma di una classe, di un ceto dirigente, il patriziato. Però lo spirito dei tempi sfociava da un'altra parte, perché verso la metà del 1300, che è appunto il periodo che stiamo analizzando, era il periodo del grande trionfo delle signorie, sì. E quindi c'erano i Carraresi a Padova, c'erano i Gonzaga a Mantova, gli Scaligeri a Verona, c'erano i Visconti a Milano, la stessa Genova, che fino a un momento prima appunto non era una signoria ma cercava di ricalcare un po' il modello di Venezia, che cosa fa? Anche lei si dedica a Milano e accetta la presenza del signore, no? Quindi della figura forte che concentra tutto il potere nelle proprie mani. Allora capisce che fino a quando la felice eccezione di Venezia vinceva i suoi mari poteva essere giustificata, ma quando si comincia a perdere e si vede che tutto il mondo va in un'altra direzione, qualcuno comincia a dire forse hanno ragione loro, forse anche noi dovremmo adottare un altro modello politico che garantisca maggior forza militare poi sul campo, perché se questi sono i risultati.
E probabilmente, noi non possiamo entrare nella sua testa, ma probabilmente fu questa l'idea che spinse Marin Faler ad organizzare la congiura. Cioè lui voleva farsi, così dicono le fonti, signore a bacchetta, cioè signore di Venezia, sullo stampo di ciò che avveniva in tutto il nord Italia e sullo stampo del modello politico che sembrava vincente fino a quel momento lì. E ci fu anche una causa scatenante che probabilmente, almeno così dicono alcune fonti, lo convinse a fare il grande passo in avanti, cioè orchestrare la congiura vera e propria. E i fatti sono questi, sono noti, ma li riepiloghiamo in sintesi. Era il giovedì grasso del carnevale del 1355, quindi siamo in febbraio. Cosa succede? C'è la solita caccia al toro, perché a Venezia tra i vari divertimenti, insomma, che venivano inscenati a carnevale, c'era anche la caccia al toro, che avveniva o nei campi più larghi o nelle calli più spaziose. Finita la caccia al toro si organizza questa grande cena in Palazzo Ducale, una cena con tutti i crismi del caso, per cui sono invitati i patrizi più importanti e naturalmente le mogli dei patrizi, le damigelle. C'erano i musici, c'erano i saltimbanco, si beveva, si mangiava, era una grande festa, indubbiamente. Grandissima festa, come possiamo immaginare. Lussuosa, prestigiosa, come sempre. Anzi, forse anche oltre alla nostra immaginazione, ma immaginiamo una grandissima festa di svago. Ecco, era il carnevale, sappiamo che il carnevale veneziano era una festa dedicata all'eccesso e anche in Palazzo Ducale probabilmente non si tiravano indietro. Però qualcuno, nonostante tutto, andò oltre le righe, perché sembra che questo giovane patrizio, che si chiamava Michele Steno, che poi sarà colui che diventerà doge qualche decennio più tardi, però anche lui appunto in tarda età, per cui dovrà passare qualche decennio nel frattempo, e fece un gesto osceno, non sappiamo quale, insomma, ma possiamo immaginare più o meno, ad una damigella della dogaressa. Il doge Marin Faler viene a saperlo e decide di cacciarlo da palazzo, di allontanarlo, perché insomma a tutto c'era un limite. Il Michele Steno si offende tremendamente e sembra che quella stessa notte si sia poi introdotto in Palazzo Ducale, perché era anche abbastanza facilmente accessibile Palazzo Ducale, non era una cittadella fortificata, perché i dogi e il patriziato non temeva ribellioni del popolo, per cui Palazzo Ducale non è un castello, è un palazzo con molte aperture sull'esterno. Michele Steno si introduce quella stessa notte e incide dei versi ingiuriosi sul trono dogale, versi ingiuriosi che dicevano così: Marin Faler dalla bella mujer, altri la galde, lu la mantien, che significa, tradotto in italiano, Marin Faliero dalla bella moglie, diciamo altri ne fruiscono delle sue grazie, ecco, e lui la mantiene. E quindi chiaramente un'umiliazione nei confronti del doge. Anche il doge naturalmente aveva questa moglie, era una moglie di seconde nozze, più giovane, era questa Luica Gradenigo, appartenente a un'altra grandissima famiglia patrizia veneta, i Gradenigo. Sembra che avesse 20-25 anni meno, per cui se il Faler ne aveva circa 70, parliamo di una dogaressa che ne aveva una cinquantina, 45, quindi molto più giovane, e dicono le fonti anche comunque molto avvenente, e dicono le fonti però, qua chissà fino a che punto viziate e fino a che punto veritiere, anche di facili costumi, per cui il Faler era molto chiacchierato e senza alcun ritegno lo si chiamava Marin Faler Deco, cioè cornuto, insomma. Ecco, questa era un po' la fama che si trascinava, forse erano le malelingue, però chi lo sa, perché c'è sempre la propaganda ostile come oggigiorno, ecco. Però in ogni caso il Faler se ne ebbe molto a male, ci furono delle indagini, venne poi individuato Michele Steno, che ricevette anche una sua sanzione, insomma in qualche modo significativa, 2 mesi di galera e 1 anno di esilio da Venezia. Non era proprio una sanzione insignificante, poteva anche dirsi soddisfatto,
probabilmente il Faler. Invece sembra che lui la ritenesse estremamente irrisoria, avrebbe voluto una punizione ben più emblematica, forse anche perché quella fu una goccia che fece traboccare il vaso, magari ci furono altri episodi ingiuriosi, ma ne rimase profondamente offeso, e una certa Vulgata dice che quello fu l'episodio scatenante, se non addirittura la causa primaria che lo spinse a rovesciare il patriziato, un patriziato ormai che eccedeva, non rispettava più i propri limiti e che quindi doveva essere, come dire, sostituito come classe dirigente con un accentramento del potere nella sua persona. Ecco, diciamo che con ogni probabilità quella, se non è stata la causa scatenante, sarà stato un fatto accidentale o la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La causa strutturale fu quella sconfitta tremenda a Porto Longo che scosse dalle fondamenta la società veneziana. Poi ecco, questo episodio, ce ne saranno stati decine di episodi così nel passato e nel futuro, ma preso di per sé non è sufficiente per giustificare e spiegare una congiura, naturalmente. Però il nostro Faler comincia a pensare a questa congiura. E ecco, per rovesciare il governo dei patrizi bisognava fare leva su una forza d'urto sufficiente, naturalmente. E a chi poteva fare riferimento il Doge? Al ceto popolare, naturalmente. Per rovesciare i patrizi bisognava fare leva sul ceto popolare e in particolare su quello marinaresco. E questo perché effettivamente da poco c'era stata la peste, la peste è del 1348, no? Siamo nel 55, Venezia venne falcidiata, dicevo, e non si trovavano più marinai, per cui in quegli anni circa un terzo dei marinai non erano veneziani, erano stranieri, perché la manodopera non si trovava. E questi marinai stranieri erano, diciamo, i recenti immigrati che ancora non avevano assimilato quel senso di appartenenza, quel senso di patriottismo che invece era piuttosto trasversale nei ceti veneziani, per cui sarebbero stati anche più facilmente malleabili e convincibili nell'intento di rovesciare il governo. E tra l'altro erano anche molto arrabbiati perché in quella sconfitta a Porto Longo ci furono migliaia di prigionieri di guerra fatti proprio nelle flotte veneziane, e molti di questi erano appunto immigrati di recente immigrazione e di recente arrivo, per cui erano piuttosto incattiviti col ceto patrizio, come se fosse il responsabile di quella gravissima sconfitta. E il caso volle che ci fu l'occasione buona per abboccarsi reciprocamente, il Doge e i capi più influenti del popolo, soprattutto del ceto marinaro. Siamo appunto nel 1355 e siamo in Palazzo Ducale, e ad un certo punto scoppia un alterco, una lite piuttosto forte tra un patrizio, questo Giovanni Dandolo, che era il responsabile all'armamento delle galere. Armamento significa predisporre tutto ciò che deve essere caricato su una galera, dagli remi, alle vele, all'equipaggio, ai viveri, ai soldati, tutto ciò che può essere caricato su una galera. Ecco, aveva un responsabile, che in questo caso era questo Giovanni Dandolo, che litiga con un influente capo del popolo, questo Bertuccio Isarello si chiamava, che era anche un proprietario di nave. Perché funzionava così? Un popolano poteva essere proprietario della nave, ma l'armamento, quindi il materiale e l'equipaggio che doveva essere caricato, quello dipendeva da un funzionario pubblico, da un patrizio in questo caso. È una sintesi di iniziativa privata e pubblica, una sintesi di gestione, ecco, tra il privato e il pubblico. E il patrizio, il Dandolo, voleva imbarcare un marinaio che invece era inviso all'Isarello. Cominciano a litigare: tu lo imbarchi, no, io non lo imbarco, e alla fine il patrizio sferra una sberla all'Isarello, ecco, a questo influente capo popolano, il quale infuriato abbandona Palazzo Ducale e cosa fa? In men che non si dica, raduna una sessantina di marinai, possiamo immaginare piuttosto nerboruti e piuttosto incattiviti, che aspettavano fuori da Palazzo Ducale il Dandolo per fargliela pagare. Il Dandolo naturalmente chiama la forza di sicurezza pubblica, la quale insomma in poco tempo disperde i potenziali facinorosi. La cosa non passa inosservata perché il Doge, il nostro Faler, manda a convocare l'Isarello
e lo ammonisce dicendogli che se avesse subito un torto doveva affidarsi alle vie della giustizia ordinaria e non farsi giustizia da sé, naturalmente. Però in quell'occasione probabilmente si dissero qualcos'altro, noi non lo sappiamo ma possiamo dedurlo, perché la sera dopo il doge riconvoca a Palazzo Ducale Lisarello. E qui sì che i due cominciano a tramare e ad orchestrare una congiura. Forse erano uniti dal fatto, almeno contingente, che entrambi avevano motivi per essere avversi all'aristocrazia. Il doge umiliato con quei versi incisi sul proprio seggio ducale, Lisarello umiliato da questo ceffone ricevuto dal Dandolo, e entrambi avevano motivi, insomma, di rancore, e Lisarello fu probabilmente anche molto abile nel mostrare al doge su quale forza popolare poteva contare come massa d'urto per rovesciare effettivamente il governo aristocratico, perché gli aveva mostrato nei fatti che in men che non si dica, ma proprio in pochissimo tempo, aveva chiamato, pronti a rispondere ai suoi ordini una sessantina di popolani, ma che naturalmente nel giro di poco tempo avrebbe potuto chiamarne altrettanti, per cui fece capire che lui era una persona influente che avrebbe potuto consegnargli un gruppo rivoluzionario, chiamiamolo così, agguerrito. E allora cominciano ad orchestrare questa congiura, e il doge e Lisarello si ritrovano per diverse sere in Palazzo Ducale. Lisarello chiama anche altri influenti capi popolani. Alla fine si stabilisce una sorta di gerarchia. Alla testa c'era il doge con altri 5 importanti caporioni, cioè capi del popolo. Tra questi 5 c'era naturalmente Lisarello e c'era anche un altro nome importante, quello di Filippo Calendario, nome importante perché probabilmente fu l'architetto di Palazzo Ducale, perché ricordiamo che l'erezione di Palazzo Ducale, così come lo vediamo oggigiorno, perché è l'ultima versione di una lunga evoluzione, avvenne in questi anni 1330-1340, si cominciò a costruirlo in stile gotico, poi si terminerà sotto Francesco Foscari nel secolo successivo. Sembra che l'architetto fosse proprio questo Filippo Calendario, o comunque se non fosse l'architetto che avesse svolto un ruolo di rilievo. Ecco, nella congiura e tra i vertici della congiura c'era anche lui. E allora si stabilisce che cosa? Che Lisarello, perché lui alla fine era quello che teneva le fila, avrebbe incaricato altri 20 capipopolo di chiamare a raccolta ciascuno 40 popolani. Quindi diciamo Lisarello prometteva una massa d'urto, chiamiamola rivoluzionaria, di almeno 800 uomini, che avrebbero risposto alla chiamata e sarebbero insorti con le armi per rovesciare l'aristocrazia. Ecco, 800 sono tanti, ma bisognava anche, fino a un certo punto, bisognava anche creare il clima adatto per farla questa rivoluzione. E allora cosa decisero di fare? E anche questo è un particolare che, diciamo, farebbe sorridere se non facesse piangere. E cioè questi capipopolo che nottetempo si diramano nelle calli di Venezia e bussano, o meglio picchiano fortemente a caso nelle case dei popolani, e cominciano a urlare contro i capifamiglia ogni tipo d'offesa, ogni tipo di ingiuria, e urlano di aver avuto qualsiasi tipo di commercio con le mogli e con i figli dei popolani, e poi se ne vanno urlando, ridendo e scherzando e chiamandosi per cognome. Quali cognomi però? Non i loro naturalmente, i cognomi delle più alte casate patrizie veneziane. Cioè era una dissimulazione, come se i patrizi bussassero alle porte dei popolani, li offendessero in tutti i modi e poi se la ridessero e spavaldi anche osassero chiamarsi per cognome, no? Quindi si identificavano, il Dandolo, il Chiepeto, il Soranzo, i Bragadini, i grandi nomi. E questo... Prego. Sì, nomi famosi, conosciuti. Sì, nomi che tutti conoscevano, certo. E questo per gettare discredito sull'aristocrazia e aumentare il livore nei confronti dell'aristocrazia, quindi creare un clima per cui alla prima scintilla in tanti si sarebbero sollevati contro il patriziato. E dopo il piano venne definito in maniera appunto conclusiva in questo modo, cioè si decise che la sera del 15 aprile del 1355 il doge avrebbe dato ordine di suonare le campane, segnale di allarme,
dicendo che una cinquantina di galere genovesi, perché ricordiamo era ancora in atto la guerra contro Genova, si stavano affacciando al porto e sarebbero di lì a poco arrivati in laguna. Quindi emergenza nazionale, bisognava immediatamente correre alle armi, precipitarsi in piazza San Marco armati per respingere la minaccia. E i primi a farlo sarebbero stati i patrizi, perché ricordiamoci che i patrizi era una classe che quando c'era da combattere poi si esponeva in prima fila, spesso e volentieri. Però sarebbe stata una trappola, perché naturalmente non c'era nessuna emergenza, non c'era nessuna galera genovese in arrivo, ma ci sarebbero stati centinaia, se non migliaia di congiurati armati assiepati presso piazza San Marco, che alla spicciolata, mano a mano che sarebbero arrivati i patrizi richiamati dalle campane, li avrebbero assassinati uno a uno. E assassinati tutti i patrizi, poi i congiurati si sarebbero spinti un po' per tutte le calli veneziane, avrebbero fatto irruzione nelle case dei patrizi e avrebbero compiuto una strage tremenda, uccidendo tutti i figli e i parenti dei patrizi rimasti a casa, con l'idea, lo scopo evidente di fare tabula rasa del patriziato, fare tabula rasa del Maggior Consiglio, che era l'organo politico a cui partecipavano tutti i patrizi e che era l'espressione del potere politico del patriziato veneziano, e con l'idea di sostituire la classe dirigente, naturalmente, e quindi mandare a casa al Camposanto tutti i vecchi nomi del passato e prendere loro, parlo dei congiurati, i ruoli di governo più importanti. Naturalmente Marin Faler sarebbe stato nominato signora Bacchetta, in qualche modo, di Venezia, un po' come capitava in tutte le altre città del nord Italia. E quindi il piano era veramente sanguinario, poteva funzionare in qualche modo. Però, cosa succede? Però non funziona. Però non funziona, esattamente, non funziona. Era ben congegnato, forse ben congegnato, ma non funziona perché anche qui stranamente qualcuno fa marcia indietro, proprio il giorno prima qualcuno fa marcia indietro, e non un a caso, proprio il doge Marin Faler fa marcia indietro, perché il giorno prima convoca a Palazzo Ducale un potentissimo uomo del popolo, appartenente al popolo grasso, si chiamava Niccolò Zuccuol, che non era un patrizio, appunto, era un popolano, ma era molto ricco, e il doge lo chiama illustrandogli quello che sarebbe avvenuto la sera dopo, sperando così, ormai mostrandogli che il piano era già predisposto e che non avrebbe potuto fallire, sperando di ottenere anche il suo appoggio politico ed economico alla rivoluzione. E invece succede il contrario, che è questo Zuccuol che rimane esterrefatto da quello che sente uscire dalla bocca del doge, e che, toccando le corde giuste, evidentemente lo convince a fare marcia indietro, tanto che alla fine del colloquio non è lo Zuccuol che abbraccia la causa dei congiurati, ma il contrario, il doge, che affida allo Zuccuol un incarico piuttosto delicato, e quindi quello di contattare nel minor tempo possibile tutti i capi dei congiurati e far loro sapere che il giorno dopo non si sarebbe fatto nulla, perché il doge aveva cambiato idea. Gli dà un anello, in modo tale che lo Zuccuol, presentandosi ai diversi congiurati, potesse essere credibile, e i capi congiurati, a questo punto qua, venendo meno l'appoggio politico più importante, il doge, che avrebbe dovuto far suonare le campane e tutto il resto, naturalmente non possono che far buon viso a cattivo gioco e rinunciare all'iniziativa. Però si diffonde il panico a quel punto lì, perché erano molti, appunto erano in centinaia a sapere che il giorno successivo, la sera successiva, avrebbe dovuto scattare questa congiura, e perché di punto in bianco tutto era saltato. Allora qualcuno comincia a dire, tra i congiurati, forse siamo stati scoperti, e se siamo stati scoperti qualcuno comincerà a fare dei nomi, e qui siamo coinvolti, io mi sono esposto, qualcuno sa che io sono tra i congiurati, e allora a questo punto, per prevenire un possibile arresto per congiura, che poteva anche comportare la pena di morte, perché parliamo di alto tradimento, qualcuno comincia a pensare che forse era meglio anticipare quella cattiva sorte e fare il delatore.
piuttosto che il congiurato arrestato, meglio il delatore, per cui persona informata sui fatti, ma non che ha avallato la congiura, ma che l'ha denunciata. E l'unico modo, insomma, per prevenire l'arresto era quello di, appunto, cambiare veste e diventare delatori. Certo. E qui subentra la figura di questo pellicciaio, un uomo del popolo, un congiurato, si chiamava Vendrame, sono tutti nomi che sono rimasti agli atti, che contatta un suo amico Patrizio, questo Nicolò Lion, gli dice quello che stava per capitare ed insieme il Vendrame popolano e il Lion e Patrizio vanno dal doge per dirgli che il giorno dopo ci sarebbe stata questa congiura. Naturalmente né il Vendrame e tantomeno Lion sapevano che il doge era capo della congiura. Certo. E quando il doge si sente fare questa missione, no? Sente la delazione, ovviamente fa il sornione, fa finta di niente, dice sì, abbiamo già sentito queste voci, ma sono solo delle voci, non c'è nulla di concreto, pensava di svicolare così, ma il Lione, il nobile, si impunta e dice no, assolutamente, dobbiamo informare il minor consiglio, che era il consiglio fatto da 6 consiglieri, uno per sestiere, che affiancavano il doge in tutte le decisioni, insomma erano poi i controllori del doge. E qui Marin Faler se la gioca proprio male, perché dicono alcuni commentatori che se voleva salvare la pelle, in questo momento cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto far rinchiudere in galera sia il Lion che il Vendrame, lasciare passare un paio di giorni per mostrare a tutti che non c'era nessuna rivoluzione nell'aria e poi liberarli dopo appunto 2 o 3 giorni a giochi fatti, quando la tensione sarebbe diminuita. E invece no, se la gioca male e per qualche motivo, forse perde anche lucidità, qualche commentatore dice, e accetta di convocare il minor consiglio su pressione del Lion. E il minor consiglio è molto più allarmato del doge, naturalmente, perché era un fulmine a ciel sereno, no? Quello che capita sulla testa dei consiglieri. E allora cominciano a fare le loro indagini, cominciano a fare degli arresti, a fare degli interrogatori, e comincia a venire fuori che il giorno dopo ci sarebbe stata questa congiura. Qualcuno comincia anche a fare il nome del doge, perché qualcuno sapeva tra i congiurati che il doge era coinvolto, ma subito non ci si crede, perché figuriamoci mai se il doge, e poi proprio Marin Faler che si è distinto per dedizione e servizio alla Serenissima per tutta la sua vita, figuriamoci se proprio lui può essere a capo della congiura. E poi però succede che vengono arrestati i capi dei congiurati, e quindi l'Isarello viene arrestato, il calendario viene arrestato, e li mettono sotto tortura, e questi confessano, e anche loro dicono il doge era a capo di tutta la congiura. E allora qui qualcuno comincia a crederci, a prendere la cosa sul serio. La prima cosa che fecero i consiglieri fu, per la sera dopo naturalmente, che era la sera in cui doveva scattare la congiura, radunare nella piazza tutti i patrizi armati. Venne diramata la notizia della congiura, tutti i patrizi si presentarono già armati in piazza San Marco, si pensa addirittura a 10.000 uomini armati, c'erano i patrizi, c'erano i popolani fedeli dei patrizi, e c'erano anche dei chioggiotti fedelissimi a San Marco che si recarono in piazza, e c'erano un centinaio di cavalieri a cavallo, perché a Venezia si girava anche a cavallo, armati. Insomma, c'era una piazza presidiatissima, era impossibile fare la rivoluzione, e quindi Venezia è salva, non succede assolutamente nulla. Però tutte quelle persone assiepate in piazza San Marco a gran voce domandavano giustizia dei traditori, perché il sentimento patriottico era forte a Venezia. Certo. E la giustizia veneziana fu spietata da questo punto di vista, anche perché il rischio era enorme, il rischio sventato, ma fu enorme per almeno 24 ore. E quindi i 10 capipopolo vennero fatti arrestare e vennero fatti impiccare sul loggiato di Palazzo Ducale, sulla parte che dà verso la laguna, perché l'altra che dà verso la piazzetta non era ancora stata edificata, e le salme vennero lasciate lì esposte per circa un giorno, a monito per tutti quanti. Ma poi c'era il problema del doge, perché che si faceva con il doge? Alberto, allora, abbiamo pochi minuti, bisogna che andiamo. Arriviamo, sì, stiamo arrivando alla povera fine del Faler, esatto. Perché che si fa con questo doge? Si riunisce il Consiglio dei 10, che era una sorta di potentissimo ministero dell'interno che doveva salvaguardare l'ordine appunto istituzionale di Venezia. Il problema è che in genere il Consiglio dei 10 si riuniva alla presenza del doge, ma non si poteva chiamare il doge, era lui l'imputato,
per cui fanno una zonta. Zonta significa un'aggiunta, termine che è rimasto nell'italiano giunta. Quando noi diciamo la giunta del Veneto, la giunta è un termine veneziano che significa zonta, l'aggiunta. Il Consiglio dei 10 fa una zonta di 20 patrizi perché bisognava prendere una decisione importantissima contro il Doge e voleva allargare la base decisionale perché non si scherzava. E quindi una trentina di patrizi si riuniscono e decidono di far arrestare il Doge. Il Doge viene arrestato, viene interrogato, subito nega di essere coinvolto e a un certo punto crolla e ammette di essere coinvolto. E allora sempre quello stesso organismo politico decide di condannarlo a morte per alto tradimento. Gli viene comunicata la notizia, gli viene strappato il corno ducale, che è il copricapo tipico del Doge, e gli viene comunicato che entro un'ora sarebbe stato condannato a morte. Lui cade in disperazione, rimane abbastanza lucido per fare testamento. In realtà gran parte dei suoi beni vennero incamerati dal comune, però Venezia gli lasciò un piccolo margine economico da destinare a chi volesse e lui lo destinò alla moglie, a Luica Gradenigo, quella che era stata offesa come avevamo detto, e nel giro di un'ora venne portato nel cortile di Palazzo Ducale, proprio là dove aveva giurato sulla promissione dogale, e lì venne decapitato. Fu l'unico doge in tutta la storia ad essere decapitato e da lì in poi subì una damnatio memoriae, per cui tutto quello che di grande e di bello era riuscito a fare durante la vita poi storicamente è stato cancellato da questa congiura, tanto che poi anche in Palazzo Ducale fino a quel momento c'era l'effigie del suo volto come tutti gli altri dogi, ma si decise di sostituire quell'effigie con una scritta infamante, no? Qui giace Marin Faler decapitato per i propri crimini. E questa è come dire, la memoria che lascia di sé il Faler, per cui è ricordato e citato un po' da tutti gli storici. Forse non si meritava questa fine, questa memoria, però certo la congiura che ordì fu gravissima e Venezia non ebbe pietà nel punirla. Tanto è vero che poi da quel momento in poi non ci sarà più nessun doge della famiglia Faler, perché la damnatio memoriae colpì anche in qualche modo i suoi eredi e nessuno più riuscì ad assurgere al trono ducale. E quindi quello che ci rimane adesso è un drappo nero nella sala del Maggior Consiglio che ci ricorda questo episodio. Tutti ci chiediamo, insomma, come mai, perché non c'è appunto la sua figura, la sua immagine, ma comunque a Venezia la legge era rispettata da tutti, possiamo dirlo tranquillamente, Alberto, no? Quello che era. Certo, certo, perché anche tutto quel popolo malcontento dell'aristocrazia, quando videro che non solo il Doge ma anche altri aristocratici vennero o condannati a morte o messi in galera, si resero conto che effettivamente sì, in qualche modo la giustizia era uguale per tutti, diciamola con questa frase, cioè il patriziato non temeva di colpire gli stessi patrizi ove fosse il caso, per cui in qualche modo la giustizia veneziana ne riuscì rinforzata da questo episodio. Non guardava in faccia a nessuno, giustizia per tutti, ed è così che dovrebbe essere, insomma, sempre e comunque. Certo. Ecco. Allora abbiamo proprio pochi secondi, però sono arrivati tanti messaggi, faccio sintesi. Allora Luca qua, che è sempre attentissimo, grazie per aver invitato il professor Alberto Zago, molto preparato, molto bravo a divulgare e far appassionare la storia. Grazie al suo ospite, che storia che ha raccontato, non sapevamo di questo doge così indisciplinato, eccolo qua. Poi ancora che ecco come bisognerebbe fare, vabbè, insomma, ecco, altri commenti ovviamente rapportati al giorno d'oggi. Comunque ecco, la ringrazio anch'io perché ha raccontato questa storia, capitolo lungo, complesso, partito da un uomo di grandi capacità, perché lo era, è finito male, insomma, per